Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità. Oggi andremo ad esplorare una realtà del territorio che si occupa di tante cose, una in particolare, quella di cui parleremo oggi, è l'energia, e quindi io darei subito il benvenuto ai nostri due ospiti, Massimo Bonaconsa, direttore commerciale di Econ Energy Gruppo Contec, e Gianluca Iori, direttore tecnico di Econ Energy Gruppo Contec. Quindi abbiamo capito che parliamo di Gruppo Contec, che è già stato ospite negli studi di Radio Adige TV. Oggi però parliamo di energia che è un tema molto scottante, diciamo che se ne parla molto spesso, molto attuale. Inizierei però col parlare appunto di Econ Energy. Quando nasce questa realtà e di cosa si tratta? Econ Energy nasce all'interno appunto di Gruppo Contec nel suo lungo percorso che dura ormai da 60 anni, per volontà di due aziende specifiche, Contec Ingegneria e Studio Protecno, due società di ingegneria che molto importanti sul territorio non solo regionale ma addirittura nazionale, e sono due aziende che hanno percepito, captato la necessità dei clienti di esplorare appunto questo nuovo tema, e quindi nel fornire molteplici servizi che già Gruppo Contec ad oggi fornisce per i suoi clienti finali, hanno deciso di costituire appunto Econ Energy, che è una società che appunto si occupa di consulenza in ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, e quindi così siamo sul panorama nazionale anche noi, grazie appunto alla sinergia con queste società. Ecco, quando parliamo di efficienza energetica all'interno di un'azienda, per esempio, di cosa parliamo? Parliamo dell'uso più razionale dell'energia, ovvero consumare meno energia a parità di servizio fornito, diciamo. Ecco, perché è importante andare a parlare anche di efficienza energetica, quindi quella, quel tarlo che abbiamo lì ogni tanto, magari anche le aziende, però insomma è sempre abbastanza complicato magari andare a ragionare in questo senso. Beh, prima di tutto direi che l'efficienza energetica è una questione di buon senso. Non ha senso sprecare energia quando si può utilizzare meno a parità di risultato. È importante ovviamente anche per le finanze dell'azienda, perché gli sprechi comportano degli extra costi per l'azienda, e poi in ottica sostenibilità sicuramente è un tema importante per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale. Ecco, se parliamo di un consulente all'interno di un'azienda per appunto parlare di efficienza energetica, qual è il suo ruolo? Il consulente è una figura molto importante perché può affiancare appunto la parte manageriale dell'azienda nel prendere delle decisioni fondamentali, individuare quelle che sono le opportunità anche di investimento in ambito energetico. Se parliamo appunto di efficienza energetica, ovviamente ci sono alcuni interventi che possono essere realizzati all'interno delle aziende, ma questi devono essere individuati. Per poterli individuare sono interventi a volte molto tecnici, molto specifici, ma che a volte possono dare un rendimento maggiore magari di macchinari utilizzati per esempio per la produzione. Ovviamente devono essere individuati, come dicevo poc'anzi, e per individuarli abbiamo bisogno di figure specifiche, figure tecniche molto competenti nell'ambito dell'efficienza energetica. In questo senso un consulente può portare veramente la differenza, perché nella valutazione di quelli che sono gli investimenti per l'anno a venire, cosa che tipicamente le aziende fanno annualmente, è importante individuare tutte le opportunità di investimento. E quindi per fare questo e per metterle a confronto, un consulente fornisce non solamente la soluzione tecnica, ma anche quelli che sono i parametri economico e finanziari che possono mettere a confronto in maniera oggettiva un intervento di un investimento piuttosto che un altro, mettendoli tutti sullo stesso piano. E ci rendiamo conto dalla nostra esperienza che effettivamente molto spesso gli interventi di efficienza energetica possono rendere proprio molto di più di quelli che sono altri interventi che a volte magari sembrano essere più immediati, come per esempio investimento in macchinari produttivi piuttosto che altre attività. Ecco, Gianluca, per esempio, parliamo di rinnovabili, se ne sta parlando tanto, non solo in relazione chiaramente alle aziende, viene un po', è sulla bocca di tutti perché sembra la soluzione a ogni problema, in realtà non è proprio così.
Non è così, perché a monte dell'installazione di fonti rinnovabili bisogna agire sull'efficienza energetica. Prima si vanno a ridurre gli sprechi e poi si vanno a dimensionare gli impianti a fonte rinnovabile, altrimenti gli impianti si rischia di sovradimensionarli, quindi pagare cifre eccessive per la realizzazione dell'impianto per poi andare ad alimentare gli sprechi. Quindi prima deve venire l'efficienza energetica e poi le fonti rinnovabili, che comunque sono sicuramente ottime tecnologie, valide e tuttora utilizzabili. Certo. Ecco, prima parlavamo, Massimo, di consulenti, parliamo anche di energy manager, che è questa figura abbastanza particolare che però svolge un ruolo fondamentale, può svolgere un ruolo fondamentale in un'azienda. Assolutamente, l'energy manager è una figura importante, tra l'altro alcune aziende e pubbliche amministrazioni sono anche chiamate alla nomina dell'energy manager, la scadenza appunto sarà il 30 di aprile. E sono aziende e pubbliche amministrazioni che ovviamente hanno delle soglie di consumo energetico parecchio elevate. Quindi la figura dell'energy manager è una figura che può essere interna alle aziende o anche nominata esternamente. A tal proposito appunto Econenergy dà come servizio, appunto come servizio che noi mettiamo a disposizione per le aziende, appunto diamo la possibilità di essere i loro energy manager. E quindi l'energy manager è una figura importantissima perché dicevo poc'anzi che aiuta a individuare, a stilare quella che è una roadmap energetica, a definire quella che è una politica energetica dell'azienda, quindi a sviluppare insieme all'azienda una pianificazione verso una ottimizzazione di quelli che sono i consumi energetici. L'energy manager è tra l'altro una figura che viene chiamata anche a individuare e ottimizzare quelli che sono i costi che molto spesso sono occulti. Mi riferisco per esempio a costi che molto spesso le aziende non vedono ma che di fatto pagano, o meglio paga la collettività se non opportunamente valutati e ottimizzati. Parlo per esempio del costo ambientale, cioè un maggior consumo di energia, quindi una maggior produzione di CO2. Questo è un costo che si riversa sulla società, quindi è chiaramente, se guardiamo dal punto di vista di un'azienda, due aziende che producono lo stesso prodotto, è chiaramente l'azienda che non ha un'attenzione particolare a quelli che sono i costi legati all'ambiente piuttosto che ai costi che poi si riverserebbero sulla società, è chiaro che ha un impatto non indifferente. Quindi ecco, l'energy manager mette in luce questi aspetti e aiuta a ridurli. Dopodiché l'energy manager aiuta a ottimizzare un'altra tipologia di costo che dicevo ed è il costo opportunità. Come dicevo prima, appunto ci sono degli interventi di efficientamento energetico che a volte possono rendere ben di più di quelli che sono gli interventi magari sul macchinario o sulle linee produttive. Il non individuarli rappresenta un costo opportunità. Un costo opportunità vuol dire sostanzialmente che l'azienda paga il fatto di non essere a conoscenza che quell'intervento ovviamente può rendere di più e magari prende delle decisioni dovute alla non conoscenza del fatto che c'è un intervento che rende maggiormente. Quindi ecco, l'energy manager aiuta a definire questa roadmap, a eliminare questi costi e quindi è un valido supporto all'azienda non solo dal punto di vista economico ma anche dell'impatto che, come dicevo poc'anzi, l'azienda può avere sulla società e quindi è estremamente importante. Ecco, e quindi parliamo di un unico referente che tiene in mano, diciamo, tutti questi aspetti che sono veramente tanti, come ci dicevi Massimo. Ecco, esattamente. Dare appunto tutto in mano a un'unica persona ha dei vantaggi oppure effettivamente no? È vantaggioso per l'azienda sicuramente, particolarmente quando questo soggetto è un soggetto esterno all'azienda, in maniera tale che l'azienda può focalizzare le proprie risorse umane sul core business e affidarsi a chi fa questo di mestiere e quindi conosce tutte le tematiche relative all'energia, che è un mondo molto vasto. Guarda la parte dei contratti, dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili, tutti gli adempimenti normativi, quindi la cosa migliore per un'azienda è affidare questo servizio a consulenti che se ne occupano e focalizzare le proprie risorse sul core business, come dicevo.
Ecco, vorrei chiudere, Massimo, con uno sguardo sul futuro di Econ Energy di Gruppo Contech, visto che insomma le consulenze che voi offrite sono veramente tante, variegate. Ecco, vorrei chiederti qual è il futuro in particolare di Econ Energy, visto che oggi siamo qui per questo. Econ Energy è una società che, come dicevo prima in apertura, è una società proiettata al futuro, proprio perché fa parte di un'azienda che fonda le proprie radici solide e parte da molto lontano. Quindi Econ Energy, grazie alla sinergia con Gruppo Contech, dà la possibilità ai clienti veramente di avere uno sguardo al futuro, guardando molteplici aspetti, sia dal punto di vista tecnico e non solo. Quindi di conseguenza quello che è il tema, per esempio, della sostenibilità, che è un tema molto importante oggi, noi riusciamo ad affrontarlo a 360 gradi, valutando tutti quelli che sono gli aspetti necessari per un'azienda per poi metterlo a terra. Quindi dalla fase di concept alla fase di individuazione di quelli che sono gli interventi specifici per poi accompagnare il cliente appunto fino alla progettazione e poi la messa a terra del progetto. Quindi Econ Energy, come dicevo, è una società che è proiettata al futuro con un occhio attento a quelle che sono le esigenze dei clienti in ottica di aumentare quella che è la consapevolezza in ambito energetico. Quindi insomma una crescita sicuramente quella che vi auspicate, sicuramente sarà così. Io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti oggi, è stato davvero un piacere e in bocca al lupo per il futuro allora. Crepi il lupo. Grazie. Grazie. Benissimo, allora anch'io adesso vi saluto, grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità.